Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto. Grazie di essere qui, direttore. Grazie a voi, buona giornata e buon pranzo per chi è a tavola. Esatto, buon appetito in generale. Allora, noi avremo alcune questioni molto interessanti e un po' problematiche da risolvere, perché quando parliamo con Confservizi c'è sempre la grande questione dei servizi pubblici, in modo particolare i trasporti che servono a moltissime persone, che è bene che funzionino nel modo migliore possibile, che però possono creare anche dei problemi. Nella fattispecie concreta, noi in questa puntata parleremo da un lato di una legge del 2014 per la quale tutti i mezzi pubblici Euro 0 dovrebbero sparire. E questo è un problemino, perché far sparire i mezzi pubblici Euro 0, immaginate cosa può succedere. È stata richiesta una proroga di alcuni mesi, insomma ci racconterà la vicenda, cosa si può fare, che problema causano, sono inquinanti. Voi potete partecipare e intervenire a questo, quindi riflettete nell'area del Veneto come vi trovate anche col trasporto pubblico, le osservazioni che dovete fare, delle possibili soluzioni, e potete anche chiamarci 049 80 777 53 oppure inviare come sempre degli SMS al 345 33 41 17 1. L'altra questione invece faremo un po' il punto sull'assemblea annuale che si è tenuta di recente per quanto riguarda Confservizi, ha visto la riconferma del presidente in carica ed è stato fatto anche un interessante bilancio di un'attività svolta nell'arco di un certo periodo di tempo che comunque è stato critico ed è stato superato anche bene. Allora, prima di cominciare vediamo il nostro contributo, un servizio che ci introduce al tema e poi vediamo di un po' svilupparlo insieme. Vediamo il servizio. Servizi idrici, igiene ambientale, trasporto pubblico, fornitura gas. Confservizi Veneto ha fatto il punto sullo stato di salute e le prospettive future delle imprese di servizi di proprietà degli enti locali e a capitale pubblico-privato, un universo in evoluzione e in salute. Il sistema veneto delle aziende che erogano servizi di pubblica utilità rappresenta un'eccellenza nello scenario nazionale, sia in termini di produttività, efficienza e di qualità. Ad affermarlo è il presidente Massimo Bettarello dopo l'assemblea dei soci tenutasi il 9 novembre a Vicenza nella Basilica Palladiana, dove attraverso la delibera delle nomine è stato riconfermato per il triennio 2018-2021 come presidente di Confservizi Veneto, l'associazione delle public utilities. Lo scopo principale che ho illustrato in assemblea sarà quello di andare ancora più vicino a ritagliare i servizi che noi offriamo sulla base delle esigenze dei nostri associati. Questo è il mio compito primario. Oltre a questo ovviamente il core business di un'associazione di categoria che è quello di fare lobbying, quindi di andare a incontrare i rappresentanti delle istituzioni, degli enti locali, della regione e anche a livello nazionale per veicolare miglioramenti nel sistema. La sfida è quella del mercato. Noi come Confservizi abbiamo sempre promosso fenomeni aggregativi, abbiamo deciso di allargare e di rientrare in settori che sono contigui ai nostri settori classici, quindi abbiamo esteso il nostro campo di azione al mondo dei mercati generali ortofrutticoli perché sono legati sia alle tematiche ambientali e alle tematiche della cogenerazione e della biogenerazione di energia, e al settore di parcheggi perché sono direttamente collegati ai sistemi di mobilità e di viabilità. L'impegno di Confservizi Veneto quindi sarà quello di rafforzare l'associazione con un ruolo strategico nello scenario industriale e sociale del Veneto e attirare così maggiori capitali di investimento necessari per ammodernare le reti idriche, le impiantistiche complesse del ciclo integrato delle acque, dei rifiuti e dell'energia, oltre ai parchi mezzi del trasporto di persone. Un'eccellenza anche sul piano delle aggregazioni e delle fusioni, come dispongono le linee normative nazionali, soprattutto nel rispetto delle più selettive regole del libero mercato. Una continuità che si riflette sul stato di salute delle nostre aziende associate, delle aziende pubbliche di servizi,
che già nel 2017 tutte quante hanno fatto registrare bilanci in positivo, e anche dai segnali che abbiamo anche nel 2018 avremo tutta la regione con le aziende pubbliche con i bilanci in positivo. È un grande segnale che diamo al mondo economico, produttivo e anche a quello finanziario, perché vuol dire che sono aziende sane che sanno stare nel mercato e sanno affrontare il libero mercato anche se hanno il capitale pubblico. Un grande messaggio che vogliamo dare, che le aziende pubbliche sono molto sensibili all'ambiente, sia per quanto riguarda i rifiuti, perché siamo la prima regione per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, ma siamo anche la prima regione per quanto riguarda la produzione di energia dai rifiuti. Ce ne sono alcuni aspetti che sono emersi, sono molto importanti. Dopo parleremo anche della questione mezzi pubblici, mezzi da riformare, da sistemare. Lei sa benissimo che la questione del trasporto pubblico in altre parti d'Italia è catastrofica. Ci sono delle situazioni, delle regioni dove veramente non sanno neanche più che cosa fare, se mantenerlo in piedi oppure no, è totale mantenimento da parte del pubblico e ben poco arriva dai cittadini, dai fruitori. Qui da noi invece si è sanata nell'arco del breve periodo tutto sommato una situazione che vedeva un passivo che via più è diventato sempre attivo. Cosa è successo? Quindi vediamo questo passaggio, quindi cerchiamo di spiegare che le cose vanno bene, ma perché vanno bene? Sì, il primo effetto sui bilanci delle aziende di trasporto pubblico locale del Veneto lo si è avuto con le aggregazioni. Ormai esiste una sola azienda per provincia, fatta eccezione per il territorio veneziano, dove c'è, oltre alla CTV, c'è anche la TVO per la parte del Veneto orientale, che poi si spinge verso il Friuli. Ma in provincia di Padova, in provincia di Verona, in provincia di Vicenza, di Rovigo c'è un'unica azienda. Ecco, l'aggregazione di queste aziende ha fatto sì che ha fatto una massa critica importante, ha fatto abbattere in modo sensibile i costi e i bilanci sono diventati tutti quanti inutili. Cioè la semplice aggregazione o anche eliminare un superfluo, fare dei tagli, razionalizzare in qualche altro modo? Cioè che cosa è successo? Sì, le aggregazioni permettono di ridurre dei costi che sarebbero duplicati o anche triplicati. Esatto. Nella gestione, insomma. Esattamente, proprio nella gestione il risparmio diventa palese. Una razionalizzazione dei servizi, dell'uso dei mezzi, dell'uso delle officine, quindi per la manutenzione dei mezzi che sono su strada. Questo ha fatto sì che senza dover intaccare, aumentare il costo del biglietto e attenzione, con dei contributi nazionali e regionali sempre in calo. Abbiamo avuto un taglio anche nell'ultimo anno di circa 6 milioni di euro che non sono entrate nelle casse delle nostre aziende attraverso i fondi pubblici. Fondi pubblici che invece sono andati alle aziende e in quelle regioni dove ci sono dei grossi problemi con i bilanci delle aziende dello stesso settore, del settore del trasporto. Quindi diciamo che la regione Veneto, per quanto riguarda i trasporti, è una regione virtuosa, però poi viene penalizzata nel trasferimento dei fondi. E questo qui penalizza ovviamente il settore del pubblico, ma dobbiamo pensare che nel Veneto circa il 10% del mercato è gestito anche da privati, quindi l'effetto del taglio lo subiscono anche quei padroncini o quelle piccole realtà di trasporto pubblico locale dei privati, perché comunque è il contesto regionale che funziona. Nel contesto regionale che funziona, in quello nazionale è il taglio dei finanziamenti. Nonostante questo i bilanci sono inutili. Ecco, nel nostro paese quante regioni sono in questa situazione che le risulti e quindi quanti, tra virgolette, conf servizi della situazione esistono messi come voi?
Sì, l'Italia sappiamo che è lunga e quindi ci sono delle diversità anche di carattere geografico, però è chiaro che la gestione fa la differenza. E qui dobbiamo sottolinearlo perché sono i numeri che lo dicono, questa non è politica, ecco, sono i numeri di bilancio che lo dicono, che nel nord Italia abbiamo le aziende dei trasporti, quindi anche in Lombardia e anche in Piemonte le aziende dei trasporti sono in utile. Sono inutili anche le altre due regioni del nord, quindi il Friuli, Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, però è anche vero che sono a statuto speciale e quindi hanno molti più finanziamenti, hanno molte più agevolazioni, nonostante un territorio difficoltoso, perché portare i mezzi pubblici nelle periferie della montagna è particolarmente oneroso. Lo sentiamo anche in Veneto, dove nella parte montuosa, oppure in quella per esempio nel Rodesino, dove ci sono territori molto vasti e dove poche sono le persone che salgono nel mezzo, però deve essere garantito il servizio. Il peso è consistente. Ecco, quindi diciamo che in questo contesto comunque anche il Friuli, Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige hanno le aziende inutili. Ma è molto dovuto anche al fatto che la gente fa il biglietto sostanzialmente, oppure questo ha un'incidenza bassa per quanto riguarda l'azienda? La lotta all'evasione del biglietto è una delle azioni forti che le nostre aziende stanno mettendo in atto da diversi anni. Ci sono i controllori che salgono a bordo. A bordo dei mezzi ci sono anche guardie giurate, abbiamo anche il supporto in alcune province dell'associazione di carabinieri in congedo per motivi di sicurezza, ma questo diventa anche un deterrente per quanto riguarda l'acquisto del biglietto. In Veneto sono state introdotte, in alcune aziende sono state introdotte la vendita del biglietto a bordo, anche questo ha agevolato l'acquisto del biglietto e quindi il fatto della riduzione delle persone che possono salire a bordo senza passare... Ma senza un surplus di spesa o con il surplus? Sì, questo diciamo che viene... sì, cioè, ci sono degli aumenti delle entrate perché ci sono un po' meno persone che salgono a bordo senza il biglietto, quindi questo qui crea un aumento degli introiti da parte delle aziende, che sarebbero dovuti, perché ogni cittadino che utilizza il mezzo pubblico dovrebbe pagare il biglietto, però incideva fino a 2 anni fa, nel Veneto incideva quasi 1 milione di euro. Perché ricordo che c'erano dei numeri abbastanza. Non è poca cosa, 1 milione di euro in meno di biglietti fa la differenza. C'è un appeal, avete fatto anche un sondaggio sull'appeal dei mezzi pubblici nel Veneto, perché per esempio in Lombardia, poi c'è Milano che la fa da padrone, c'è un fortissimo utilizzo ma necessitato da situazioni anche logistiche e perché poi c'è una rete anche importante. In Veneto qual è la situazione? E che cosa si aspetterebbe un po' l'utenza? Sì, noi abbiamo fatto una rilevazione proprio circa 2 mesi fa, l'abbiamo completata, abbiamo fatto sia l'analisi dei bilanci delle nostre aziende associate, ma anche abbiamo rilevato la customer satisfaction da parte degli utenti. Il fatto che se rimaniamo nel settore dei trasporti, il fatto di avere su oltre 2000 automezzi che circolano sul territorio regionale, il fatto che 1200 mezzi abbiano tutti quanti una dotazione dell'aria condizionata, 1000 mezzi che hanno la pedana bassa anche per gli handicap, per i portatori di handicap, questo agevola particolarmente l'utilizzo e ovviamente il parco mezzi che si sta rinnovando
questo dopo lo sempre vediamo. più e quindi anche qui il fatto di avere dei mezzi nuovi vuol dire che le nostre aziende hanno una capacità di investimento importante, quindi è vero, fanno utili ma fanno anche investimenti, perché un mezzo mediamente costa circa tra i 150 e i 200.000 euro, quindi Non è poca è un cosa. investimento importante. Leggiamo anche un paio di messaggi. Ma se sono al Lido di Venezia e devo andare a Verona, devo prendere 2 biglietti diversi per andare in alcuni paesini sperduti, a volte 3-4 biglietti diversi. Si potrebbe unificare il tutto? Penso soprattutto ai turisti e ai paesi moderni e civili. Questo è anche vero, io l'ho notato alla biglietteria di Venezia, dove c'era appunto c'erano dei turisti che dovevano peraltro andare a Treviso, non so dove, e non sapevano come fare perché dovevano poi cambiare mezzo, cambiare biglietto, tutto quanto. Quindi... Ringrazio per questa osservazione della telespettatrice o telespettatore che ci ha mandato questo messaggio. Il biglietto unico regionale è sul tavolo di concertazione con la Regione Veneto. Ma come associazione abbiamo lanciato proprio alla fine dello scorso anno un'applicazione che si chiama Da A a B, DAB, e che potete, dove scaricando sul proprio telefonino oppure dal proprio computer. Come si trova? Come si fa? Si va nel Play Store classico, si scarica l'applicazione DAB, da A a B, e quindi da un punto a un altro punto si può acquistare un unico biglietto, quindi se il telespettatore può partire da Verona, andare al Lido, può quindi comprare il biglietto che da Verona arriva fino a Padova, da Padova fino a Venezia e poi da Venezia che prende il traghetto per andare al Lido e fa un'unica operazione. E ce l'ha sul proprio telefonino. Quindi è un'applicazione da A a B, DAB, che abbiamo ideato e abbiamo lanciato alla fine dell'anno scorso per cercare di agevolare questo inconveniente. Non è ancora il biglietto unico, però un'unica transazione per avere comunque più biglietti in un'unica operazione che si fa con il telefonino. Perfetto. Prima di andare in pubblicità volevo leggere anche un altro messaggio che era arrivato, vediamo, che infatti mi aiutava un po' nella domanda che volevo porle, magari risponde dopo. Perché non andate a insegnare la gestione dei servizi pubblici all'ATAC di Roma? Forse in questo modo si possono salvare sia posti di lavoro e soprattutto l'immagine dell'Italia sui poveri turisti. Infatti mi viene spontanea la domanda, era quella del benchmark. Fare un benchmark tra aziende per confrontarsi, per poter portare dei miglioramenti. Rispondiamo a questo messaggio dopo la pubblicità. Sì, tra poco. Molto velocemente per dire... Un attimo facciamo dopo, non lasciamo in suspense i nostri, così risponde dopo la pubblicità, tra pochissimo.